questa non sta bene, stava prendendo pure a quello col CB. Ah, guarda che botto che mi ha chiamato, fra. L'elettronica sulle moto è una me. Hai capito? Mi hai rotto le sospensioni adesso. Hanno fermato loro che stanno facendo la pausa a Spinello. Però no, guarda come stai, da ma oggi te la faccio passare. Però se non vieni con la roba della Raven, no, che mo ce l'hai comprata. È leggere. Alessio, voglio provare l'IBR. Ale, posso provare l'IBR? Ah, però a fuoco, a fuoco. Non so, ma a me non è perché mo la tengo piano, no, perché sgonfia così. No, perché la vista stai sgonfia, volevo capire a quanto ti dico. Sì, no, ma non la tengo, guardate, capite? La tengo. Sì, Mi sto gasando troppo. Finisco una gomma nel giro di 10 giorni. Devo cambiare una gomma a settimana. Col piede, io ma lo sto guardando. Ah! Che facciamo? Scendiamo? Later that night. Oh, ma fanno spari a Peretto con l'R6. Madonna, che odore di brace. Ops. Buongiorno principessa. Ha tagliato! Ma tagliato! No, no, amore mio, mica è colpa tua! Guarda che botto che mi ha chiamato, fra! Guarda, le forcelle sono scese a pacco! Voglio provare a staccare il TCS! Ok, vai, saliamo! Oh, forse siamo arrivati un po' troppo criminali per la Pula. Vabbè. Qua non possiamo farci niente, non ci hanno visto, non ci hanno sentito. Vai amico, vai! Siamo tranquilli amico! Non ti preoccupare, R1 imparerò a gestire anche te. Non ti preoccupare, imparerò a gestire anche te senza DCS. Cadrò? Probabile, ma imparerò a gestirti. Elettronica, vaffanculo. Soprattutto perché mi hai fatto tagliare la moto, mi hai fatto schiattare le forcelle a terra. Elettronica di me. L'elettronica sulle moto non serve. L'elettronica sulle moto è una merda. Serve solo a quelli come questi che sono passati adesso, senza casco. Scemo, devi scaricare i pesi diversamente. Rischi di abboccarti. Sì. Ma mando su cazzo fatto elettronica. Due testate perché l'ha fatto 2 volte. Sì, l'ha fatto 2 volte, però la prima volta non l'ha fatto così invasivo. La seconda ce l'avevamo fermata proprio bella, tranquilla. Ma la stavo gestendo proprio bene, la potevo continuare a camminare proprio tranquilla. Cioè, pure perché ti controllo io, stai zitta, Hai capito? Mi hai rotto le sospensioni adesso. L'elettronica serve a quelli che si comprano l'XADV. No, no, a tuo papà no, lascialo stare. Tuo papà forse è cresciuto in un'epoca dove non sapeva nemmeno dove dove non sapeva nemmeno dove stava di casa l'elettronica. Dopo un impatto simile è sempre meglio controllare la pressione e ne approfitto anche per presentarvi lui, l'Asmax
T10, prodotto che potete trovare su AliExpress con anche questo codice sconto, prodotto che già utilizzo da diverso tempo, l'avete visto anche in altri video prima del passo che ci controllavamo la pressione. Vabbè, la pressione sembra stare bene, quindi il cerchio possiamo stare tranquilli. E anche un power bank, lo utilizzo da un bel po' di tempo, 4 modalità, quindi auto, bici, pallone o auto, quindi o moto. Lo potete utilizzare anche come torcia, ha la possibilità di ricaricare il telefono. È un power bank da 7500 mAh e pesa solo mezzo chilo. Infatti io tante volte lo metto stesso all'interno del pantalone della Repe, non lo metto nemmeno più nello zaino. Oltre a questo, adesso vi presento anche un altro prodotto che mi chiedete sempre e penso di aver trovato il prodotto perfetto. Later that night. Dato che me lo chiedete sempre in tanti e io vi propongo sempre un prodotto che qualità-prezzo possa superare, diciamo, quello che trovate sul mercato, oggi voglio parlarvi degli ASMAX S1, degli interfoni. Infatti coppia di interfoni che adesso andremo a montare anche sul casco di Francesca. Prepariamo tutto e poi ve ne parlo meglio del dettaglio in sella. Il packaging è super professional, bello, tutto nelle scatolette, tutto perfettamente incastrato e devo essere sincero, è anche abbastanza snello e figo, cioè montato sul Caberg, sul Drift Evo, ci sta tutto, piccolino, sottile, il colore sposa anche bene, anche su l'Avalon bianco, eh sì, ci sta proprio bene. Interfoni montati. Oh raga, questo ci sta proprio figo. Ma adesso dobbiamo... Perché è brutto? Chi ha detto che è brutto? Ho detto pure il tuo ci sta figo. No, ci sta fighissimo. Ma dobbiamo solo testarli. Francesca, non vuol dire che se adesso l'abbiamo montato possiamo litigare nei caschi. Comunque raga, si sente benissimo. Adesso lascio la cam qui. Comunque raga, l'app è super funzionale. Ci possiamo collegare fino ad 8 persone. Questa cosa è una figata. E adesso ci dice il tempo che siamo collegati io e Francesca. Cioè l'assistenza vocale è una cosa che mi fa impazzire, il fatto della musica come volume di sottofondo, in modo tale che io anche mentre mi sento le sue rotture di cazzo posso tenere la musica di sottofondo. Io non la sento. Pure tu la puoi mettere la tua musica di sottofondo. Sì, è una figata. Possiamo mettere anche LED personalizzati. Puoi impostare il tempo di autospegnimento, perché come sappiamo ci dimentichiamo sempre di spegnerlo. 15 minuti, 30 minuti, 60 minuti, 120 minuti. Raga, completissimo comunque, veramente. Non me l'aspettavo per quello che costa. Cioè stiamo parlando che 100 euro costa la coppia. No, veramente costa pochissimo. E anche nel reel che è andato viralissimo potete vedere che ce l'avevo montato. Ho buttato il casco interamente in acqua, ho fatto lo scivolo acquatico e anche la doccia per intero. E l'interfono ad oggi funziona ancora. Mi senti ancora tu? Wow, bellissimo, si abbassa la musica nel momento in cui parlo e poi si alza. Wow, mi sono fatto questo interfono. 50 euro in coppa AliExpress, quando io parlo con lei e lei parla, sa cala la musica. Appena esso non parla, sa alzata la musica. AliExpress, che letterino? 50 euro? È pure... Stessa musica. No, essa sente la musica sua e tenga la musica mia. Magic. Appena inizia a parlare si abbassa la musica, è una capata. Comunque hai visto come cammina bene, oh. È performante anche, è quello che mi piace a me. È comoda in doppio, cioè gli stai bene. Poi c'ha dei freni che non ti aspetti. Curva piena a 160. Lei non molla. Guarda come va a dire la strada. In doppio. 165, andiamo per i 170. Spalacca Valentino. Spalacca Valentino. Oh, in doppio mantiene tantissimo, Cioè è prestazionale per mantenere questa velocità. È sempre un 400. La stacca forte e la inserisce dentro. La inserisce dentro. Lei scende, scende, scende e va giù. Oh, che soddisfazione Saturno. Il CB arrabbiato, vediamo, è un CB 500. Vabbè, ma dai, non c'è competizione. No, ma che guardi che non ci può mai stare dietro, amo. Stavi guardando dietro? Ma questo non sta bene, stiamo prendendo pure a quello col CB. Ma questi non stanno bene. Ma no, veramente me la sono vista nelle gambe, stanno buone.
Oh, ma questo è un cosa vuol dire guidare a Napoli con quello che sta succedendo. Poi è vero, stasera abbiamo l'appuntamento al raduno alle 10:30. Cioè facciamo un piccolo radunino alle 10:30 fuori lo stadio. E quindi sì raga, oggi siamo in un cosa vuol dire guidare a Napoli con la nuova Tuono 457. Mi sono imbrogliato. Buonasera mamma, buonasera. Noi dobbiamo mangiare presto e ce dobbiamo scendere. Andiamo a andiamo a tutte queste parti le dovrà censurare Angioletto, le bipperà. Francesca, non dire queste cose. Francesca, non dire queste cose. Later. Sta a posto? Tutto bene a te? Tutto a posto. Piacere comunque, piacere. Ciao, sono Luca. Piacere Valentino. E dai, proviamo a prendere RKF, vediamo se si alza. Probabile si può grattare un po' la targa, eh. No, è bellissimo. Tu stacchi la frizione con 4 dita. Con 2. What? Non so come fare. Io sbatto vicino alle dita. Sta troppo bassa sta. Vabbè. Si deve alzare la frizione, te la posso alzare un po', che se no non riesci a sfrizionare. Ah, sì, è meglio per impennare. Sì, ma perché ce l'hai troppo che attacca sotto. Anche per te, cioè guarda, calcola che qua la frizione ancora non sta, lavora qua. Cioè quindi dovrebbe stare molto più alta. Almeno se la tua intenzione è quella di riuscire ad impennare. Ho grattata! Se la alzi si gratta! No, io... Ma già ci siamo proprio questo. Fammi provare pure questo, va. Il carburatore non cammina, però si alza subito. Freno ce l'hai il freno di dietro? Poco. Quello è fondamentale, se la alzi così, se non c'è il freno, proviamo. Però il freno è poco prestazionale, cioè ti fa schienare, se vai dietro ti fa schienare. Carburata, se hai visto c'ha un vuoto a metà. Io penso sia più la frizione, cioè nello stacco di frizione, quella che non te la fa partire subito penso sia la frizione. Vedi se riesci a alzare in seconda. No. Probabile, ma la devo conoscere bene. Però si alza. Gli devi far fare il freno. Dico. Sì, è la nuova 457. No, ma guarda che credimi, sul mercato ad oggi secondo me tra Yamaha, diciamo tutte le competitors, La compagnia di questa è la 03. 03, poi c'è la Kawasaki. Ho provato la 660, una lama, proprio una. Bellissima. Voglio le giapponesi, è l'unica pecca delle giapponesi che ciclisticamente non potranno mai raggiungere gli italiani. A few moments later. Non ci sono venuti a fermare. Hanno fermato loro che stanno facendo la pausa a Spinello. Non ci hanno fermato. Ho detto ecco, mo ci fermano. Invece no. Felici che bene a Palma Campania. Oh, ma è vero che il sindaco di Palma Campania ha vietato di cucinare la roba indiana? 500 euro. Odori molesti. Odori molesti, roba speziato, cipolla, non si può sentire più a Palma Campania. Stanno andando a dare supporto a quell'altra. 3 pattuglie e noi motociclisti salvi. Ragazzi, con noi stasera c'è anche Felice Show di Palma Campania. Viene a tagliare i capelli in casa Pasquale Show. Guarda che capello ci ha fatto a padre, no? È di Palma Campania, amo, che ti aspetti? Non me la spegnere più perché poi si attacca. Vaffanculo Felice, ti volevo mettere i controlli, ma tu guidi che controlli, giustamente. Pinnatella qui. Che bello, mi mancava. Giretto ignorante. Oh, ma quanti ne siamo diventati? Stasera è The Fest, Borré. Ah, pure che cavolo a moto? Ma ti piace? Ma che bagalapa? Ma fai uno qua. Sto traffico più che ha. Dove mai? Andiamo per Agnano. Per Agnano! E facciamo strada insieme, eh? Ah, vuoi impennare? Anditi bene. Non è cosa qua. Non è cosa, volevo fare una pinna, ma. Vuole dire. Oh, come si alza bene, vero? No!
Porca vacca, l'hanno alzato proprio in aria. Oh, vabbè, fortunatamente esisto, vabbè. Ah, non ce la devo mettere la quarta. Ma quanto si alza bene questa Tuno! Oh, che moto, veramente! Bella, bella, bella! Io lo ripeto ancora una volta, è ultra scattante, super divertente, stabile, c'ha tutto, ha tutto, veramente. Oh, eravamo in 15, siamo rimasti in 2! Penso di sì, ce ne torniamo! Ci vediamo domani nel caso! Un bacio, buonanotte! Che dislivelli non li accusa. Oh, ma come la senti se fossi? Hai visto? È comodissima. Ti fa male la schiena, vabbè, perché è un po' caricata. A parte che ti stai mantenendo a me e quindi è separata la sella ed è scomodo. E il serbatoio è più schiacciato rispetto all'R1, se vedi, guarda. Le mani ce l'hai lontane. E hai anche i piedi troppo bassi rispetto all'R1. Con l'R1 c'hai le gambe molto più alte. Rivoglio la 09 per Napoli. Non mi interessa. Rivoglio la 09 per Napoli. Madonna mia. Io mi farei un altro giro. Mantieniti, facciamoci qualche pinna. Mi piace troppo. Che figata di moto. Dai, questa mi è piaciuta di più. Potevamo mantenerla ancora, solo che c'erano troppi fossi poi. Oh, di gas! Di gas di seconda! Oh, per andarsi comunque pure così di terza, c'è una spinta, cioè guarda qua di terza, mantieni. Bellissima, mi ha solo stupito questa moto. Adesso dobbiamo salirla nel cancello per forza. Metti. 3, 2, 1. Non te lo accorgo, no, non fare niente. Vai.